Allora, diamo la parola adesso a Margherita Grigolato per quanto riguarda la prossima, la manifestazione che sarà particolarmente significativa perché tocca dei temi che a voi sindacato stanno particolarmente a cuore. Prego. Allora, domani, che è il 5 di novembre, ci sarà a Roma una manifestazione indetta da tantissime organizzazioni pacifiste, ma anche dalle ACLI, da la comunità di Sant'Egidio, da CGIL e CISWIL e da tutte le associazioni come Peace Link che sono contrarie alla guerra. Perché questo? Perché il conflitto principale in questo momento, che è in Ucraina, è fermo lì e come dice il nostro segretario generale, la guerra non può essere fermata con la guerra. Quindi questa manifestazione serve per chiedere all'ONU che ci sia una commissione internazionale che si siedano tutti al tavolo per poter ragionare di pace. La pace non è un momento, è una costruzione e quindi noi siamo non equidistanti, siamo equivicini alle persone che sono in sofferenza in questo momento. Condanniamo l'invasione da parte della Russia, di Putin, dell'Ucraina, ma crediamo che non si possa risolvere quella guerra con altra guerra. Sono 8 mesi, come ho detto precedentemente, di conflitto dove stanno morendo un sacco di persone, ci sono ripercussioni economiche in Ucraina, in Russia, nei paesi limitrofi e a cascata anche da noi, perché non si trovano più le materie prime, perché come avete visto e come è già stato detto prima, ragionando sulle case di riposo, che i costi energetici sono aumentati. Noi siamo convinti non solo per questo, ma perché davvero la guerra non si risolve con altra guerra, che può avere un'escalation in senso nucleare e quindi sarebbe la fine del genere umano, perché la Terra continuerebbe a vivere, ma certamente non noi, e quindi noi aderiamo e partiranno dal Veneto domani 1 migliaio di persone, di lavoratori e lavoratrici, a sostegno di questa iniziativa. E poi ce ne sono altri che chiaramente lavorano, ma sono iscritti ad altre organizzazioni. Quindi noi siamo convinti che bisogni assolutamente cominciare a sedersi ad un tavolo in maniera paritaria e ragionare su quali sono i punti di unione più che quelli che ci allontanano. Qui ci sono delle dinamiche che ovviamente sembrano così semplici, in realtà sono molto molto più complesse, senza far dietrologia, ma leggiamo tutti quanti i quotidiani, anche le riviste di settore, vediamo che cosa sta emergendo dietro questo conflitto, quindi interessi sovranazionali ben più di quelli che possono sembrare, no? E tra l'altro... Certamente, difatti non entriamo nel merito di chi abbia ragione o ha torto, e quando io prima parlavo di equivicinanza e non equidistanza, è proprio perché ci mettiamo nei panni di coloro che in questo momento stanno soffrendo. Se io penso che al fronte, diciamo, muoiono gli uomini, ma come avete ben visto l'escalation è così tragica che stanno colpendo invece i civili e ci rimettono chiaramente le donne e i bambini. Quindi è quasi e quindi diventa un massacro. E la necessità è che assolutamente tacciano le armi, cioè prima ci deve essere un cessate il fuoco da tutte le parti, ci si siede e si comincia a ragionare, perché è l'unico modo per poter salvare tutti quanti noi. Margherita Grigolato, chiedo solo questo: questa manifestazione si svolge soltanto in Italia, a Roma, oppure è estesa in altre parti d'Europa? Perché poi il peso delle manifestazioni... Certo, no, in questi giorni, in questi ultimi mesi, manifestazioni ce ne sono state ovunque. In Italia però questa è la prima dove si converge tutti in una piazza, perché se voi avete fatto caso ci sono piazze ovunque, ci sono state a Cremona, abbiamo fatto qualcosa anche a Venezia, qualsiasi organizzazione che ha a cuore la pace ha fatto qualcosa, ma domani diventa una manifestazione nazionale e quindi di adesione di tutti. Nel manifesto che voi avete appena fatto passare c'è scritto: mettiamo al bando tutte le armi nucleari.
e solidarietà col popolo ucraino e con le vittime di tutte le guerre, perché per noi adesso è prioritario, perché è in Europa la guerra dell'Ucraina. Però in questo momento ci sono circa 50 conflitti a livello mondiale che non sono sotto i riflettori, ma che noi sappiamo esatto. Che ci sono, dove continuano a morire donne e bambini chiaramente, e dove le violenze peggiori vengono inflitte alle donne per ricatto. Chiaro. Grazie Margherita Grigolato del suo intervento. Allora, torniamo un attimo... Io ringrazio voi per averci dato la possibilità di parlarne. No, ma è importante, poi tra le altre cose ci sono conflitti, è un momento molto molto difficile anche socialmente. Voi so che vi siete anche mossi per quanto riguarda i diritti a proposito delle donne, supportando le donne in Iran, quello che e non solo le donne, anche i giovani che stanno lottando per la propria libertà, e la cosa non sta volgendo bene, perché sembra che ci siano poi delle contromosse che lo Stato verrà ad attuare, anche queste avranno a che fare con guerra. Purtroppo, ne torneremo a parlare comunque. Intanto io le auguro una buona manifestazione, come tutti coloro che andranno a partecipare. E per chiudere un po' i discorsi, a che punto è la trattativa in regione per quel che riguarda la riforma di cui tanto si parla? Certo è che l'assessorato adesso, se non sbaglio, che si occupa anche di sanità, si è occupato della riforma sociosanitaria e poi doveva prendere in mano tutto quello che concerne la riforma che avverrà con il PNRR, no? Che non è semplice, anzi è molto complessa. Però questa qui dell'RSA è un'emergenza da tanto tempo. Allora, intanto rilancio l'invito di Margherita a partecipare domani alla manifestazione a Roma, perché mi sembra che sia una cosa utile e necessaria che ognuno di noi dia il proprio contributo, insomma, rispetto a quello che sta succedendo nel mondo e anche vicino a noi. Detto questo, a che punto siamo con la Regione? Con la Regione siamo a un punto morto, nel senso che questa delibera che è stata fatta a luglio è stata condivisa preventivamente con le associazioni delle case di riposo e non con chi invece rappresenta gli ospiti. Il sindacato dei pensionati ha questa idea, insomma, di rappresentare gli ospiti delle case di riposo, e nemmeno neanche però con i rappresentanti dei lavoratori, perché se, come abbiamo visto, uno dei pezzi del puzzle è appunto la questione del lavoro e dei lavoratori, la Regione dovrebbe mettere di fronte a un unico tavolo un po' tutte queste rappresentanze, perché se no si rischia di dare una risposta magari parziale ai problemi che emergono. Quindi l'invito che noi facciamo alla Regione è molto molto fermo nel convocare quanto prima un tavolo di confronto, di andare a rivedere quei pezzi di quella delibera che per noi sono insomma, negativi. Mi sono dimenticato, tra le altre cose, in questa delibera viene fuori che che la quota alberghiera come minimo vale 55 euro al giorno, il che significa che uno che non ha 54 euro, scusate, al giorno, il che significa che uno che non ha l'impegnativa di residenzialità, il contributo della Regione, va a pagare più di 3.000 euro al mese, insomma, quindi anche su questa cosa bisognerebbe un po' metterci in mano sulla rete alberghiera, dove noi pensiamo invece che la rete alberghiera debba essere differenziata a seconda delle necessità che ha, dei problemi che ha l'ospite, come nel caso della impegnativa di residenzialità. Ma poi mi sembra anche una cosa anche abbastanza alogica. È ovvio che con strutture per le case di riposo come sono strutturate adesso, per una persona che non è malata e che ha una pensione di 3.000 e passa euro, quindi può permettersi 3.200, 3.300 perché non sono 3.000, è ovvio che se ne sta a casa e si prendono un'assistenza familiare che per forza, cioè, con quelle cifre lì riesce in qualche modo ad andare avanti, è normale. Se poi non riesce più a stare da solo e a stare a casa, vendono la casa, molti vendono l'appartamento
o vendono la nuda proprietà dell'immobile, quindi perdono la casa di famiglia costruita con tanti sacrifici, oltre all'aspetto emotivo che è gravissimo, e finiscono in queste strutture pagando sempre delle cifre che sono fuori dalle logiche, perché a questo punto poi tra l'altro le pensioni di un domani saranno bassissime, come si farà a accedere alle case di riposo? Chiuderanno tutte? Cioè, non lo so, perché o saranno solo per ricchi, ma quali ricchi? Uno che è ricco se ne sta a casa con infermiera e badante o 2 badanti, lo sappiamo. Allora, Gino Ferraresso, ne parleremo ancora, perché tra l'altro siamo sollecitati dalle persone a parlare di questo tema, però il tempo vedo che è letteralmente volato. Allora, io la ringrazio, ci aggiornerete su questa situazione, naturalmente, i vari incontri, faremo anche un po' il punto ancora insieme, quindi grazie Gino Ferraresso. Grazie. Margherita Grigolato, che è rimasta con noi, la salutiamo. Salve a tutti. Grazie molte e naturalmente l'avremo ancora per raccontarci come è andata questa e altre manifestazioni. A voi, volentieri. Esatto, grazie. E a voi cari telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri messaggi. Riguardate, rivedete la nostra puntata in replica sul nostro sito internet, ma anche poi su YouTube. Chiamate direttamente le sedi dello SPCGL presenti sul territorio per far vedere la vostra situazione pensionistica, per dare una controllatina alla pensione, che non sa mai che c'è qualche soldino da recuperare, per avere chiarezza su tante problematiche. Ci sono le varie strutture della CGIL che sono deputate a darvi una mano. Detto questo, io ringrazio tutti, buon proseguimento. A presto.